allora divertiamoci ed emozioniamoci, perché è arrivato davvero il momento di colorare di nuovo il cielo di Jesolo con il verde, il bianco ed il rosso della pattuglia acrobatica nazionale. Frecce tricolori, un gruppo di volo della nostra aeronautica militare che ha il compito di rappresentare i valori, la tecnologia, la professionalità e la capacità di fare squadra di un'intera forza armata. L'aeronautica militare è diventata così un simbolo di tutte le forze armate ed emblema del Made in Italia e nel mondo in questo 2023. Epico volo di primi 6 di F-36 Aerosat si trasferirono dalla base di Grosseto, sede della quarta aerobrigata, oggi quarto stormo, base della difesa aerea gabbiana, per trasferirsi in Friuli Venezia Giulia, omaggiare con un looping l'abitato di Campo Formido, dove con il separazione in cui la formazione si suddividerà in 3 sezioni. Questo avverrà prima del primo cambio di configurazione. A rombo, via, alla voce del nostro capo formazione, poni 9 e poni 11 si allineano sull'asse centrale a disegnare il famigerato diamante della pattuglia acrobatica nazionale al suo vertice inferiore, capo formazione 2023, poni numero 1, maggiore degli amici, raspa incastrato nel cuore del nostro diamante, primo fanalino, poni numero 6, maggiore Franco Paolo Marocco a chiudere in posizione di Godino il nostro solista. Fumi bianchi. Andiamo su dalla voce del nostro leader, il diamante punta dritto verso il cielo azzurro per aprire spettacolo. Apertura! Dalla nostra sinistra, 4, quelli dalla nostra destra, 3, 2, 1, foto, ora! Mezzo 8 occupato per il 4 del progetto sopra proprio a bordo dell'ultimo velivolo. Fuori tutti, via, dalla voce dei poni numero 9, capitano Giovanni Morello, uno dei due esordienti in questo di formazione non lontanamente a destra, noi invece guardiamo a sinistra e prepariamoci a contare con il nostro solista. 1, 2,
con 9 aeroplani. Le velocità fornite dalla capoformazione ai suoi gregari per dare conto dell'energia complessiva del video. Il volo rovescio guadagna in questo modo il centro della display line, poi torno e ancora usa la capacità di questo distruttore tutto italiano di sostenere anche in maniera prolungata questo particolare assetto di volo. Lui spinge sulla cloche in questa salita negativa cercando attraverso il fettuccio con gli occhi 9 minuti della formazione principale. Si allena un lungo display la prossima manovra raccontata dal capoformazione. La cadenza degli ordini del leader, il verde, il bianco e il rosso della nostra bandiera, la rotazione dei gregari, poi Apollo, gruppo abbastanza probabile la dominazione ufficiale del nostro reparto. Il gruppo di volo della militare verso il guardarosso di servizio 500 ufficiale. Velocità il nostro solista, se volete contate giri insieme a lui saranno 12 secondi piegati per i 3 km di display line. La formazione principale che troviamo dritta davanti sfumano, il nato del Conte partirò e la voce del maestro Cociarenzi questo straordinario cuore che si sta dal cielo, simbolo della passione degli uomini e donne dell'aeronautica militare, sarà un ricongiungimento, l'ennesimo condotto da Fabio numero 6 alla caccia della linea davanti, ma oggi tutto alla nostra sinistra. Ancora una volta l'arrivo a esplorare gli angoli più remoti dello sviluppo di volo del suo MM339 con la manovra a più alto fattore di carico di più tensione pari a 7 volte il suo peso. Lui non si cura di tutto questo, completa la sua circonferenza e poi il gigantesco lasso da cavo che attira la nostra attenzione verso l'alto. Noi non lasciamoci distrarre, cerchiamo la nostra passione. Troviamo tutta dalla Capo Maggiore Alessio Gazzi. Poi si trasformerà nuovamente allontanandosi alla nostra sinistra per dare un'altra elegante configurazione con cui la formazione principale si presenterà dalla nostra sinistra. Si ripresenta con quella che è una delle manovre più tecniche di tutto il suo volo, questo torno lento, manovra in cui la difficoltà consiste proprio nel mantenere sempre a sinistra, allora come anticipato, eccola questa elegante configurazione, fumi bianchi, dietro si ancora una volta intorno, oltre eseguito questa volta a destra di questa elegante e sganciata configurazione dopo notevolmente il tuo processo di difficoltà di esecuzione di questa manovra. La formazione si avvita intorno al suo asse centrale costituito da poni 1, poni 6 e poni 9 come fosse l'unico gigantesco pericolone di questa mentre da C si allontana la nostra destra dopo l'eleganza di questa manovra sarà potenza poco scopriamo attraverso il cupolino negativa per un fattore di taglio superiore a 3 G ed è una mezza volata di fumo bianco
si accende il tricolore, nel triangolo rovescio sale su, in verticale verso il cielo alle sue spalle il solista che si tuffa in affondata a guadagnare velocità, poi sarà per lui cloche a pancia e su, anche lui in verticale cavalcando i fumi del nostro tricolore, inserendosi così dal basso nell'apertura dell'Arizona. L'apertura dell'Arizona dei pionieri dell'acrobazia collettiva di cui abbiamo parlato poco fa, ma l'abbiamo imparato dopo una separazione. Segue l'incrocio mozzafiato che chiuderà il grandissimo abbraccio che vogliamo dedicare a tutti voi presenti qui oggi ad affollare la spiaggia di Jesolo. Allora sono 5 questa volta i velivoli che provengono da destra, 4 quelli da sinistra, fotocamere al centro, 3, 2, 1, sottolineare questa manovra sarà ancora un ricongiungimento condotto da Tony numero 6 alla caccia della linea davanti con il suo rompetto, ma noi guardiamo al centro e basso sull'orizzonte. Che è lì che troviamo il nostro solista con il suo fumo bianco. Stavolta ha deciso di lasciarci letteralmente senza fiato. Comincia la sua salita, scendere i giri del motore, l'aria si fa sempre più pesante. Sul musetto dell'MP 39, alla fine a vincere ne sarà è la forza di verità. Sospeso per un attimo, letteralmente a mezz'aria, prima di lasciarsi sedere all'interno dei suoi stessi fumi, poi muso giù a riprendere la piena efficienza delle superfici aerodinamiche del suo MP39. Questa era la scampanata di Poli numero 11. Dopo la scampanata del nostro solito dopo rivolto in occasione del nostro 55esimo anniversario, signore e signori, la scintilla tricolore! Stagione da solista quest'anno alla coda numero 11. Questo vale tutti i dietro. Letteralmente il nostro 12° uomo, e allora sei stato capace di darmi un'emozione. Fate arrivare più lassù il vostro applauso al tenente colonnello Massimiliano Salvatore. Dopo aver applaudito il nostro solista e il nostro grado, volgiamo lo sguardo tutto alla nostra destra, un'altra manovra storica che abbiamo nel sesto sossalino, Poli numero 3 che abbiamo Leonardo Leo che scavalca il 4 e il 10, poi da loro nuovamente scavalcati a riprendere la posizione che ai colorati e andiamo su Piranito. In questo istante il volo diritto per raggiungere la quota prestabilita prua verso il centro della display line e mettiamo lì le nostre fotocamere perché saranno 9 direzioni diverse, 3 livelli verticali di separazione per l'incrocio mozzafiato della coda. Però a modo suo, infatti il carrello è estratto, ha così ridotto la finestra tra la velocità minima di successo
volo condotto interamente a vista dai piloti della pattuglia acrobatica nazionale. E intanto, oltre alla formazione, il solista si è già lanciato in quella che è il forecast di tutti gli strumenti di volo. Oggi si rinnova su Jesolo l'emozione del volo folle. L'accompagniamo come da tradizione, con le note della Piano 12 piccini e con l'indimenticabile voce del maestro Luciano Pavarotti. Musica! Jesolo, ecco a voi i 5 chilometri del tricolore più lungo del mondo. Alziamoci in piedi ed applaudiamo questi ragazzi che lo portano con orgoglio in giro per il mondo rappresentando il nostro paese. Sono 10 piloti in volo, la formazione al completo delle frecce tricolori, ma uno dei segreti del nostro team, il pilota più esperto è a terra, già gregario della formazione, poi leader in volo. Ora a terra il collegamento via radio con la formazione, con il compito di dirigere il volo, assicurando la spettacolarità di questa esibizione e la sicurezza di questi 10 ragazzi. Signore e signori, il comandante delle frecce tricolori, tenente colonnello Stefano Fitt. Allora, dopo aver salutato il nostro comandante, è arrivato il momento di farci sentire, farci vedere da questi ragazzi, perché c'è una sorpresa finale, un passaggio di saluto introdotto proprio qui a Jesolo nel 2022. Ed eccolo il diamante con il fumo bianco, il nostro solista in siberiana, marchio di fabbrica del tenente colonnello Massimiliano Salvatore. Air Show 2023, 25esima edizione, ma il polo della pattuglia acrobatica nazionale non finisce qui, 63esima stagione delle frecce tricolori che avrà ancora parecchie tappe fino alla prima decade del mese di ottobre.